Erano in attesa del treno sulla linea che collega Padova a Feltre. Lì, sui binari della stazione ferroviaria di Montebelluna, 7 ragazzi tra i 14 e i 17 anni, forse per noia, hanno raccolto alcuni sassi dalla massicciata ferroviaria, invadendo lo spazio dei binari, scagliando poi i massi con violenza contro i monitor delle partenze e degli arrivi, danneggiandoli irrimediabilmente. Hanno tentato anche di danneggiare il sottopasso del binario 1, ma con l'arrivo del treno insomma, li ha fatti desistere. È un danneggiamento che va a colpire tutta la comunità, quindi sotto questo aspetto sicuramente è un episodio molto grave. Il fatto la sera dello scorso 27 settembre. I giovani protagonisti dell'atto di vandalismo sono tutti studenti provenienti dall'Interland di Montebelluna, italiani ma di origine nordafricana. Non sono i soliti noti, i ragazzi infatti erano tutti incensurati e ora invece ritenuti responsabili a vario titolo del reato di danneggiamento aggravato in concorso, per cui sarà il Tribunale dei minori a stabilire quali provvedimenti prendere nei loro confronti. Li abbiamo identificati tramite i sistemi di videosorveglianza e alcune testimonianze. Sembra che i ragazzi abbiano ammesso le loro colpe, questo non distoglie dal fatto che dovremmo chiederci qual è il ruolo delle famiglie, che è la molecola fondamentale di ogni società civile. E io mi auspico ovviamente che i ragazzi subiscano una pena comunque esemplare, una pena che non deve essere solo una condanna punitiva, ma possa essere anche un modo per loro di riflettere sui loro errori.